ricordato ad Agrigento dai colleghi del carcere che gli è stato intitolato nel 2018. Ci sono stati degli arresti dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa. Chiesta la rimozione dei rifiuti che invadono l'area di Palazzo Lo Iacono. Concluso l'evento Aspas. Calcio e pallavolo. Bentrovati da TVA Notizie. Anniversario dell'uccisione di Pasquale Di Lorenzo, l'agente ricordato ad Agrigento nel carcere a lui dedicato. Arturo Cantella. Commemorato nella giornata di ieri presso la casa circondariale di Agrigento il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo della Polizia Penitenziaria, ucciso dalla mafia il 13 ottobre del 1992. In servizio alla casa circondariale di Agrigento, il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo comandava il reparto reggente e veniva considerato una persona dotata di forte carattere, non incline a compromessi e consapevole del ruolo delicato che svolgeva presso l'istituto penitenziario con una forte presenza di detenuti per reati di mafia. L'agguato avvenne la sera del 13 ottobre 92. Pasquale Di Lorenzo si trovava in contrada Durrueli a Porto Empedocle in una proprietà dove si dedicava all'addestramento dei cani. Verso le ore 23 Di Lorenzo uscì dall'abitato, chiuse il cancello, si avviò verso la macchina. A questo punto partirono 2 colpi di fucile a canne lunghe esplosi da un killer appostato nei pressi del canile. Pasquale Di Lorenzo cadde a terra, un secondo killer lo finì con altri 4 colpi di pistola. Il giorno dopo avvenne la scoperta del corpo senza vita del sovrintendente disteso sulla schiena accanto all'auto. L'omicidio di Di Lorenzo maturò nell'ambito di una strategia terroristica portata avanti dalla mafia nei confronti della polizia penitenziaria a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 41 bis. Di Lorenzo fu scelto come obiettivo simbolo della vendetta mafiosa che prevedeva l'uccisione di un poliziotto penitenziario per ogni carcere della Sicilia. Fortunatamente questo progetto criminale fu abbandonato dalla mafia perché il piano avrebbe avuto come conseguenza una reazione troppo forte da parte delle forze dell'ordine. Il movente venne svelato da un collaboratore di giustizia autoaccusatosi dell'omicidio al processo del 1999 presso la Corte d'Assise di Agrigento, che rivelò i nomi dei mandanti e il nome degli esecutori materiali dell'omicidio Bodenza. Pasquale Di Lorenzo fu data la medaglia d'oro al valor civile il 16 giugno del 2003 ed è stato insignito medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Procura della Repubblica e squadra mobile di Agrigento al lavoro per individuare gli scafisti, alcuni dei quali sono stati già arrestati. Arturo Cantella. La Polizia di Stato di Agrigento continua l'incessante attività di individuazione e arresto dei cosiddetti scafisti che conducono illegalmente i migranti presso le coste dell'isola di Lampedusa. Negli ultimi 20 giorni, in 2 distinte operazioni, la squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, ha raccolto i necessari elementi probatori per addivenire all'arresto di 6 soggetti ritenuti responsabili di aver agevolato l'ingresso illegale di numerosi migranti, conducendo le imbarcazioni che li trasportavano in Lampedusa e ponendo gli stessi migranti a grave rischio di naufragio. Tali elementi sono stati in entrambi i casi rassegnati alla Procura della Repubblica di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, che, rilevando la robustezza della struttura probatoria, ha emesso i relativi decreti di fermo di indiziato di delitto nei confronti dei 6 soggetti di nazionalità egiziana responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato. Gli investigatori della squadra mobile, superate le difficoltà legate alla gestione dell'imponente flusso migratorio, alla difficile situazione sanitaria dettata dal Covid-19 e al timore mostrato dai migranti nel riferire informazioni circa l'identificazione dei cosiddetti scafisti e per paura di eventuali ritorsioni, riuscivano a ricavare informazioni utili da numerosi migranti propedeutiche a ricostruire le varie fasi della navigazione e diversi ruoli rivestiti dalle persone ritenute indagate. Sono stati quindi identificati i soggetti demandati alla guida del natante, quelli incaricati di dare gli ordinativi di bordo, anche costringendo gli stessi migranti a trattamenti degradanti e inumani, sottoponendoli addirittura a violenze fisiche, e chi si occupava di distribuire cibo e acqua durante la traversata. Infatti, a seguito del quadro indiziario raccolto e grazie all'inchiesta
l'incessante attività investigativa svolta, sono stati compiutamente individuati i soggetti responsabili a vario titolo del reato previsto punito dall'articolo 12 del decreto legge 28698, con le aggravanti di avere procurato l'ingresso sul territorio nazionale di più di 5 persone e di averli esposti a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto anche indiretto. Le indagini si riferiscono agli sbarchi dei 104 migranti dello scorso 14 settembre, di 65 migranti del 3 ottobre 21, entrambi avvenuti a Lampedusa. Continua quindi l'attività investigativa della squadra mobile finalizzata alla identificazione delle organizzazioni criminali sedenti in terra libica e dedite al traffico di esseri umani. E un immigrato irregolare di origini tunisine è stato arrestato e posto ai domiciliari nel centro storico di Caltanissetta dalla Polizia di Stato. Il giovane di 27 anni è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish. Bonificare l'area antistante il Palazzo Lo Iacono. Lo chiede al Comune il Movimento Culturale Il Centro Storico di Agrigento. Arturo Cantella. Il Movimento Culturale Il Centro Storico di Agrigento ha provveduto a chiedere un intervento urgente di bonifica dell'area antistante il Palazzo Lo Iacono. I ragazzi del Centro Storico di Agrigento commentano come circa 2 settimane fa abbiamo fatto richiesta al sindaco, dottore Miccichè, e all'assessore all'ecologia Aurelio Trupia di interessarsi dell'area antistante al Palazzo Lo Iacono. Negli ultimi mesi, continuano i ragazzi del centro storico, l'area interessata, come si vede nelle foto, era totalmente piena di rifiuti e di scarti edilizi, con macchine parcheggiate giorno e notte. Quindi un ringraziamento va al signor Sindaco e all'assessore Trupia per aver messo in moto quanto necessario per poter eseguire i lavori necessari per la pulizia e la bonifica dell'area. Ancora una volta, affermano i ragazzi del centro storico, il nostro movimento invita ognuno a diventare custodi del patrimonio comune. La politica siciliana vista da Lillo Firetto, l'ex sindaco di Agrigento. In una nota stampa, l'ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, nonché già parlamentare regionale, afferma come l'autoprocesso del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, è coraggioso e fornisce un singolare e preoccupante spaccato. Una prassi, continua Firetto, ingiustificabile con le regole del buon amministrare. Afferma che c'è un problema e bisogna trovare una soluzione. 13 leggi impugnate su 23 esaminate da Palazzo Chigi dall'inizio dell'anno. E la denuncia di un andazzo insostenibile. Aggiunge di aver accettato che tante norme venissero approvate in aula per un perverso meccanismo per cui dalle commissioni arrivano le leggi in aula che, se volessimo essere rigidi, non dovremmo neanche accettare. Le leggi, continua Firetto, vengono deliberate consapevolmente in modo illegittimo, un'ammissione non di poco conto, quindi le norme vengono approvate solo per dare dimostrazione di un interessamento politico a chi dovrebbero esserne beneficiari, finendo poi per attribuire la responsabilità del rigetto al governo nazionale. La solita storia, piove governo ladro, Roma colpevole calpesterebbe un diritto acquisito, l'Assemblea regionale siciliana opererebbe a maggioranza soltanto per accontentare le lobby, le clientele, e non invece che nell'esclusivo interesse dei siciliani tutti. Appare scontato, continua l'ex sindaco agrigentino, che secondo questa autodenuncia che i parlamentari pagati con soldi dei siciliani investono tempo e denaro pubblico perché le commissioni hanno un costo per la collettività, soprattutto per fare leggi illegittime, cioè per fare poco o nulla. In Sicilia, in un periodo storico in cui le imprese sopravvivono a fatica, la disoccupazione raggiunge il 18% e il dato sulla disoccupazione giovanile supera il 48%, se c'è una cosa di cui non si ha certamente bisogno è di leggi farlocche. Servono invece norme che agiscono strutturalmente sul sistema economico siciliano. Se poi a questo triste quadretto aggiungiamo il fallimento della Sicilia, con 61 progetti a valere sul PNRR bocciati per manifesta incapacità della burocrazia regionale, possiamo dire che questa politica siciliana è un grande pasticcio. Unica regione, conclude Firetto nella sua nota stampa in Italia, a totalizzare 0 progetti e a perdere di conseguenza 422 milioni di euro
Sicilia, un film già visto dal titolo La grande tristezza, serve che i siciliani prendano quindi coscienza di una situazione non più sostenibile. Saranno le indagini coordinate dalla magistratura a chiarire le cause sull'infortunio mortale avvenuto a Messina sul viadotto Ritiro. La Procura di Messina sta cercando di chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita a Salvatore Ada. L'operaio 55enne della Toto Costruzioni era impegnato nelle operazioni di carico dei New Jersey. Le barriere dovevano essere caricate su un camion e poi trasferite a Cefalù. Proprio mentre l'operaio stava caricando l'ultima barriera di protezione con una catena manovrata da una gru, si è consumata la tragedia. Il 55enne è rimasto schiacciato da diverse tonnellate di cemento ed è morto sul colpo. Un accurato sopralluogo è stato effettuato sul cantiere di via Palermo, situato in un'area di stoccaggio che serve altri 2 cantieri del viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina. Il magistrato titolare del caso ha affidato il solo esame esterno sul corpo dell'operaio. Al momento non ci sono indagati. L'ennesima vittima sul lavoro fa salire a 4 i morti nel messinese nel 2021. Oltre a Salvatore Ada, sabato scorso, dopo 3 giorni di agonia, è morto Antonio Santamaria, operaio di 54 anni, precipitato durante un intervento di manutenzione dal tetto di una casa in via Due Bagli a Milazzo. Antonino Cacopardo, 58enne operaio di Letojanni, è rimasto coinvolto invece in un incidente sul lavoro il 16 settembre scorso a Taormina. L'uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio privato quando all'improvviso è stato colpito dal gancio di una carrucola. A febbraio scorso la morte a Messina, a 61 anni, del nostromo Gaetano Puleo. L'uomo è stato centrato da una cima mentre la nave era in fase di approdo al molo Norimberga. Il comune di Cammarata, con ordinanza del sindaco Giuseppe Manciapane, ha attivato il trasporto gratuito dei pazienti oncologici dal paese montano fino alla sede dove viene praticata la terapia. L'ordinanza del sindaco cammaratese è stata apprezzata dalla comunità locale e dalle associazioni che assistono i malati. Per il consigliere comunale di Agrigento Mario Fontana va modificata l'ordinanza del sindaco che vieta l'asporto di bevande. Arturo Cantella. Il consigliere comunale di Agrigento Mario Fontana della Lega invita l'amministrazione a modificare l'ordinanza che vieta l'asporto di bevande alcoliche dalla mezzanotte a chiusura, fermo restando logicamente il divieto di vendita delle bottiglie in vetro che in passato ha certamente arrecato non pochi danni alla nostra città, nonché principalmente a coloro che sono state vittime di violenza. Mario Fontana continua: essendo stato più volte sollecitato da vari esercenti, ho ritenuto opportuno portare avanti tale motivate istanze in quanto costoro sono già state vittime di un periodo estremamente gravoso e non possiamo consentire la morte di questo settore in una città definita a vocazione turistica. Pertanto, continua Mario Fontana della Lega, confido nel buonsenso del sindaco, dell'assessore Picarella e di tutta l'amministrazione comunale affinché tali istanze siano accolte positivamente per permettere a coloro che rappresentano il motore dell'economia cittadina di ricominciare a lavorare serenamente, cercando di sopperire in parte ai danni irreparabili causati da questo incessante periodo di pandemia. Tumore al seno, a Messina in piazza per la prevenzione. Oggi è la prima giornata nazionale di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico, importantissima perché è stata finalmente riconosciuta dal Consiglio dei Ministri. E perché si organizza questa giornata? Per poter sentire le voci delle donne che hanno il tumore al seno metastatico, per aiutare le altre donne che affrontano questa stessa patologia e combattere l'indifferenza di tutti e far capire cosa vuol dire vivere con questa patologia, perché in fondo le cure sono le chemio che per andare avanti. Una donna su 9 ogni anno sviluppa un tumore al seno. E noi veramente oggi siamo in piazza per dare delle informazioni chiare e precise su quello che le donne possono fare in base alla prevenzione. Ci sarà una raccolta
una raccolta di nomi per la campagna di prevenzione del tumore al seno in collaborazione con la LILT, che sarebbe la Lega Italiana contro i Tumori, che nel mese di ottobre organizza la campagna rosa. Noi facciamo fare le visite alle donne gratuitamente. Intanto raccogliamo i nomi e poi stabiliamo con la LILT dove devono fare le visite nei giorni che ci vengono stabiliti. Quali possono essere i primi campanelli di allarme? Una donna come può capire che ha la necessità di rivolgersi a voi o a un medico? Allora, intanto è la palpazione che è fondamentale, cioè ogni donna deve conoscere il proprio corpo per poter stabilire se c'è qualche piccola variazione al seno, quindi l'autopalpazione è importante. Dopodiché a 40 anni la donna deve iniziare a fare la mammografia, è importantissima, perché prima fa questa mammografia, prima riesce a scoprire questi tumori che possono essere di pochi millimetri e quindi sconfitti, e quindi non si arriva al tumore al seno metastatico. Che cos'è il tumore al seno metastatico? È il tumore che parte dal seno e poi invade gli altri organi. Se questi tumori vengono operati in tempo, c'è meno probabilità che si formi un tumore metastatico. Un risparmio strutturale per la regione, un CUP unico tra la Sicilia e Bologna che consentirà di trattare in Sicilia tutti i siciliani, un innalzamento dei DRG ortopedici quanto alla complessità, si punta sull'oncologia, sulla cura vertebrale, l'inserimento del Rizzoli nell'ambito della rete del trauma. Sono tante novità e ulteriori in corso di approfondimento che ci consentono di dire che la Convenzione fa una svolta in avanti. Non si può certamente dire che sia l'occasione per creare migrazione verso Bologna, e invece con la Regione Emilia-Romagna abbiamo cercato di lavorare per molti mesi ad un nuovo impegno che faccia della Sicilia un punto di riferimento vero, non soltanto per tutti i siciliani ma per tutto il mezzogiorno d'Italia. Si eserciterà una collaborazione mirata alle prestazioni ortopediche, anche oncologiche e ortopediche, per far sì che si riduca sempre di più, fino a azzerandosi, la mobilità dei palermitani e dei siciliani che oggi invece vengono a Bologna, all'Istituto Ortopedico Rizzoli, per farsi curare e per farsi assistere nelle loro patologie. Ci dobbiamo impegnare a consolidare quello che è stato fatto negli ultimi 9-10 anni di convenzione, dove sono stati trattati 21.000 pazienti, più di 21.000 pazienti in regime di ricovero, più di 100.000 prestazioni ambulatoriali. Cercheremo nuove collaborazioni grazie anche alla Regione Siciliana e all'aiuto che ci darà nell'individuare partner della rete delle strutture di Palermo e comunque di questa rete siciliana, delle strutture sanitarie pubbliche, per avere il giusto supporto. Il diabete non fa paura. Quest'anno è un congresso particolarmente, direi, anche bello e particolare, perché è un congresso che intanto che si fa dal vivo, ma si fa anche in maniera web, cioè per coloro che sono impossibilitati a poter partecipare. È un congresso nel quale saranno affrontati tantissimi temi che ovviamente in questo momento particolare della diabetologia, un momento che abbiamo definito rivoluzionario, sono di estrema attualità. Il diabete ormai da alcuni anni è una patologia nella quale la presenza di farmaci fortemente innovativi ha determinato una grande risoluzione, ha determinato la possibilità di intervenire anche in maniera precoce, utilizzando addirittura un termine che è prevenzione primaria, che era eresia fino a qualche anno fa, prevenzione precoce delle malattie cardiovascolari e delle malattie renali. Nell'ambito delle malattie cardiovascolari, i farmaci potenti, innovativi, hanno determinato una riduzione statisticamente significativa degli eventi cardiovascolari maggiori. Attualmente ci riferiamo a infarto e ictus non fatale, morte cardiovascolare. Nell'ambito poi della patologia connessa alla cardiovascolare, cioè lo scompenso di cuore, potentissimi risultati, fino oltre il 40% circa di riduzione dei ricoveri per scompenso cardiaco. Non dimentichiamo che un altro aspetto fondamentale è quello delle malattie renali. Le malattie renali che fino a ieri hanno determinato tristi record, il diabete significava la prima causa al mondo di dialisi, questi farmaci innovativi, fortemente innovativi,
in particolar modo gli SGLT2 inibitori, stanno completamente sovvertendo la prognosi, nel senso di determinare circa il 40% di riduzione di questo triste esito del diabete. Quindi, come vedete, sono obiettivi di grande riscontro clinico, io direi pratico, obiettivi che pongono la figura del diabetologo in una veste, direi ancora più bella, più dignitosa, la veste del diabetologo clinico, cioè di colui che accanto alla terapia del diabete classico affronta temi molto importanti quali la patologia cardiovascolare, la patologia renale. Quindi potremmo dire ormai il diabete non fa più paura, naturalmente bisogna però veicolare queste informazioni. Rocambolesca fuga con arresto a Porto Empedocle. Alla vista dei carabinieri, nel tentativo di fuga, un uomo di 40 anni del luogo è finito rovinosamente per terra, lasciando cadere un involucro contenente droga. Continua così la lotta allo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Nelle prime ore di stamane, con arresti e perquisizioni effettuate anche con l'ausilio dei cinofili della questura, la Polizia di Stato di Palermo ha smantellato un articolato sodalizio criminale che aveva gestito nel corso degli ultimi anni una fiorente attività di spaccio lungo le strade del quartiere Zisa. Sono accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina in concorso tra loro ed in quanto componenti di un'associazione criminale. A riguardo al personale della sezione investigativa del commissariato di Polizia di Stato Zisa, Borgonuova, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 malviventi. Sono state altresì indagate a piede libero altre 4 persone. L'intensa ed assidua attività di indagine, protrattasi ad intervalli dal giugno 2017 al febbraio 2020, è scaturita dalle molteplici segnalazioni anonime e dallo sviluppo di spunti ottenuti secondo metodi investigativi tradizionali. Ognuna di queste indicazioni ha portato a ritenere che lungo le strade della Zisa, in particolare nei pressi di via Crociferi, nei pressi dell'Istituto Comprensivo Manzoni Impastato, fosse stata approntata una quotidiana e fiorente attività a cielo aperto di spaccio di sostanze stupefacenti che non risparmiava neanche gli orari di ingresso e di uscita dei giovanissimi frequentatori dell'istituto scolastico. I diversi episodi registrati dagli investigatori hanno infatti evidenziato la totale assenza di scrupoli dei malviventi rispetto alla presenza in quelle stesse strade di studenti e genitori che giornalmente vivono le attività della scuola. Le intercettazioni telefoniche hanno consentito di delineare le mansioni di ciascuno dei sodali, ognuno dei quali aveva un ruolo specifico. È emerso altresì come malviventi nel corso delle loro conversazioni utilizzassero un linguaggio criptico. Era tuttavia inequivocabile che si occupassero di affari legati al traffico di stupefacenti. Il fatto di poter contare su diversi pusher che effettuavano precisi turni di servizio in luoghi strategici, anche perché morfologicamente propizi allo spaccio, come le stradine anguste che sorgono lungo il perimetro esterno del citato istituto scolastico, garantivano attività di controllo del territorio nelle 24 ore da parte del gruppo criminale. Il cliente confidava nella compiacenza e nella costante disponibilità a procurare stupefacente del sodalizio, che a qualsiasi orario poteva soddisfare la richiesta di stupefacente attraverso molteplici luoghi presidiati proprio dai pusher. Durante le fasi operative dell'attività investigativa sono stati effettuati moltissimi sequestri di sostanza stupefacente, oltre che identificazioni di numerosi acquirenti, più volte anche di minore età, ai quali è stata contestata la sanzione amministrativa in quanto assuntori. Si è stimato che l'attività illecita abbia portato nelle casse del sodalizio ingenti guadagni, così come desunto dalla giornaliera registrazione di molteplici episodi di spaccio, giunti anche a 50, senza contare quelli, verosimilmente, effettuati e sfuggiti al censimento delle indagini di polizia. Concluso a Naro l'evento ASPAS, innovazione varietale e culturale. Arturo Cantella. Si è concluso positivamente con un'ampia e qualificata partecipazione di soggetti del mondo dell'agricoltura il progetto denominato ASPAS, tenutosi presso l'agriturismo Vitanza a Naro.
Il progetto rientra nella misura 16 cooperazione, sottomisura 16.1 sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, e si pone come obiettivo quello di aumentare la competitività, l'ecocompatibilità dell'aspargicoltura siciliana attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo che riguardano l'ampliamento e la specializzazione del panorama varietale a disposizione delle aziende agricole, l'ottimizzazione della tecnica di coltivazione in rapporto ai fabbisogni agronomici della coltura e del suo impatto ambientale, il miglioramento della conservazione del prodotto in post-raccolta, la messa a punto di itinerari tecnici per il reimpiego degli scarti di coltivazione, l'implementazione dei modelli di web marketing e la tracciabilità del prodotto. Sono intervenuta in questo evento in quanto partner esterna del progetto ASPAS e soprattutto come esperto nella coltura dell'aspargo, perché nel progetto di ASPAS il protagonista principale come orticola è l'aspargo, dove si vuole studiare, sviluppare e caratterizzare ibridi sperimentali per arrivare ad ottenere un ibrido che possa avere una valenza commerciale e quindi portare avanti il miglioramento genetico e l'innovazione varietale. A fianco a questa parte della ricerca che svolgiamo noi del CREA-GB c'è la parte a livello sperimentale di prove agronomiche riguardanti la metodologia di coltura dell'aspargo. Ecco, lei stamattina insieme ad altri suoi colleghi ha fatto una visita ai campi qui presso la proprietà Giglia di Naro, una breve valutazione, come ha trovato l'esperimento? Presso la proprietà sia di Narro ma anche ieri quella di Scoglitti, dove sono stati impiantati in primavera di quest'anno i campi sperimentali. Abbiamo trovato dei campi in ottime condizioni, considerando che la difficoltà è stata proprio nel trasferire il materiale, le piantine vegetali prodotte a Montanaso Lombardo e farla arrivare qui in Sicilia per essere pronte, per essere impiantate nei campi, dove adesso le piante stanno molto bene, valuteremo. Quindi diciamo un esperimento positivo che sicuramente darà i suoi frutti? Sì, credo proprio di sì, sono ottimista. Per natura sono ottimista, ma lo spero anche per questo progetto, in modo tale da valorizzare, dico, come ricercatrice in aspargo nel territorio in Sicilia, perché no, introdurre l'aspargo coltivato. So benissimo che i siciliani lo conoscono benissimo, l'aspargo selvatico, con caratteristiche molto differenti, sia di gusto ma anche da un punto di vista morfologico, e perché no, non far conoscere questo aspargo che forse per il gusto non può essere apprezzato, ma potrebbe diventare la Sicilia produttrice di aspargo, come la Puglia, perché la Puglia è la regione dove si ha maggiore produzione sul territorio nazionale. Ma innanzitutto tutti gli elementi che portano all'innovazione sono salutati positivamente dalla Federazione degli Agronomi. Peraltro il coinvolgimento sia di enti pubblici e di enti di ricerca, come nel caso in specie del CREA e dell'università, consentono di portare avanti iniziative che possono essere di ausilio a tutti i processi di innovazione in agricoltura. Anche in questo caso è stata ribadita la funzione e la presenza degli agronomi, in collaborazione chiaramente con le aziende, elementi tutti utili che aiutano, come dire, a determinare un futuro in termini anche di prospettive. Per questa ragione l'iniziativa odierna viene contestualizzata positivamente, e trovare poi tutti gli elementi di innovazione e di ricerca che possono essere di ausilio all'intero mondo agricolo al fine di produrre redditi in agricoltura è una cosa che bisogna valorizzare comunque. Ecco, lei parlava di che la sostenibilità deve essere anche economicamente remunerativa, perché se no, insomma, non basta solo pensare all'ambiente, ma l'ambiente deve essere anche, deve avere un corrispettivo, no? La ringrazio di questa sua richiesta, è un mio pensiero di formazione culturale.
Noi siamo stati abituati concettualmente a sfamare il mondo, come si suol dire, e quindi siamo stati abituati a produrre al massimo come fase originaria della generazione degli anni 60-70. Dopodiché ci siamo resi conto che questo non basta, perché andavamo incontro a tutta una serie di criticità che negli ultimi anni hanno avuto il sopravvento. Tuttavia, qualunque iniziativa è sostenibile non solo sotto il profilo ambientale, è sostenibile nel caso in cui abbia a fondamento anche una prospettiva economica di mantenimento del reddito e quindi garantire la presenza degli imprenditori prima e degli operatori di cultura agronomica come gli agronomi nei territori, solo a condizione che si possa vivere e ci sia un reddito. Per cui conciliare questa esigenza della redditività, della sostenibilità e della funzione sociale della presenza nei territori diventa imperativo categorico. Ecco, lei è anche presidente regionale, una battuta sul suo incarico, sul suo compito, sulle problematiche dell'ordine. Ma guardi, la federazione tutta, come il mondo complessivamente, soffre di quelli che sono stati 2 anni negativi e nefasti. Noi speriamo di recuperare questi 2 anni con iniziative che possono dare ulteriore slancio. Abbiamo fiducia nel futuro, pensiamo di mettere in campo una diversa energia, proprio perché il Covid ha segnato in maniera particolare l'esperienza non solo sociale ma anche economica, per cui daremo forza e fiato alle nostre vele, sapendo che siamo di fronte a un mondo che si confronta con il resto della società, ma in questi vogliamo essere protagonisti. Iniziativa molto interessante, ho voluto raggiungere per dare il supporto agli amici che stanno lavorando a questo progetto sicuramente su un nuovo, diciamo, prodotto che sta nascendo nei nostri areali e sta sempre più crescendo. La cosa che mi ha colpito di più è che l'impresa ha cercato l'università per raggiungere questo tipo di obiettivo, quindi ben venga la ricerca guidata dall'impresa, ben venga la ricerca finanziata per l'impresa. Abbiamo apprezzato molto le parole del direttore Cartabellotta, che dice: mano agli agricoltori, tutto in mano agli agricoltori per segnare la via per il prossimo futuro. Ecco, come va il mondo dell'impresa agricola giovanile? Potrebbe andare meglio. Lo storytelling sul ritorno dei giovani è una cosa che noi non abbiamo mai supportato, perché l'impresa, o giovane o meno giovane, ha bisogno degli stessi strumenti, quindi più aiuto diamo all'impresa in generale, più i giovani saranno invogliati. Però sono tante le risorse che il PSR mette a disposizione. Sì, sono tante, abbiamo fatto tanto per migliorare gli iter, dobbiamo migliorare ancora di più, soprattutto alla luce del post pandemia, in cui molte aziende non ce l'hanno fatta e quindi si devono reinventare. C'è la Banca della Terra a supporto, no? C'è una Banca della Terra a supporto, ISMEA è un ottimo strumento, è un ottimo istituto. Noi lavoriamo spesso con loro per veicolare le nostre desiderie, abbiamo reso perfettibile, abbiamo reso più migliore quello strumento con qualche contributo, quindi sicuramente, diciamo, l'attenzione all'allargamento delle aziende è uno dei nostri obiettivi. Il post-Covid come lo vede per il settore? Lo vedo bene se prendiamo la palla al balzo, male se stiamo fermi. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Siamo alla pagina sportiva. Sui campionati di terza categoria ascoltiamo le interviste realizzate da Tonino Butera anche al presidente della sezione AIA di Agrigento, Gero Drago. Riunione oggi all'AIA di Agrigento per il campionato di terza categoria, domenica al via, siamo col presidente di delegazione Angelo Caramanno, una riunione molto prolifica e proficua, molte società presenti. Sì, è stata una bellissima riunione, molto prolifica come dicevi tu, hanno partecipato quasi la totale, totale società che partecipa come terza categoria di Under 19. Sono molto soddisfatto perché oltre alle linee guida che abbiamo dato noi come delegazione ci sono l'incontro con gli arbitri, i quali hanno illustrato le nuove regole, e quindi questo è molto importante per conoscere tutto ciò che avviene durante le gare con gli arbitri, quindi evitare proteste inutili. Diciamo che la società, questo incontro ha un valore molto importante, una valenza molto importante, è quella di far conoscere tra di loro la società e soprattutto tra gli arbitri e le società. Ciò lo facciamo per prevenire, in modo tale che quando due persone si conoscono, più persone si conoscono, difficilmente vengono alle mani, ma è più facile che parlano e dialogano. È quello che noi facciamo. Oltretutto abbiamo pure raccomandato che siamo in un periodo particolare dopo la pandemia, quindi tutto quello che abbiamo subito in questi anni ci deve servire a capire meglio che il nostro è un giocattolo bello da
preservare, e per preservarlo dobbiamo avere un comportamento super corretto, non corretto, e loro conoscendo tutte le varie realtà, quest'anno abbiamo un campionato di terza categoria di alto livello con società molto blasonate che negli anni hanno pure fatto l'eccellenza e perché no anche la Serie D, e quindi società che già sanno come comportarsi, e sono sicuro che sarà un campionato di altissimo livello. Comitato regionale Sandro Morgana ad Agrigento, riunione con le società di terza categoria. Presidente, come stanno andando le cose? Società che crescono, è un sistema che deve andare avanti nel migliore dei modi. È un sistema che deve andare avanti. Abbiamo fatto una grande scommessa sulla ripartenza, la ripartenza c'è stata l'11 aprile, c'è ora con tutte le categorie, stiamo riscuotendo un grande successo perché rispetto alla passata stagione abbiamo 62 squadre in più e circa 24 società in più, quindi un grande risultato, un risultato che ci proietta nelle dimensioni importanti del calcio italiano. Giochiamo cercando di assicurare la tutela della sicurezza e della salute di tutti i nostri associati, di tutti i nostri tesserati. Nei campionati del Comitato regionale di Sicilia si gioca soltanto se si è in possesso del Green Pass. Per Green Pass intendiamo l'avere fatto la vaccinazione, oppure essere usciti dalla patologia Covid, oppure fare il tampone 48 ore prima. Alla riunione del Comitato Provinciale di Agrigento, ospitato dall'AIA di Agrigento, c'è anche il vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Santino Lopresti. Presidente, di cosa si è discusso e come vede questo campionato di terza categoria sta per iniziare domenica? Abbiamo fatto un incontro con le società, quelle che sono le società di base, diciamo, quello che è il vero cuore pulsante poi di tutto quello che è il lavoro fatto dai dilettanti, perché qui ci sono le terze categorie, la Serie D di calcio a 5, ecco, quindi quelli che veramente domenicalmente con il proprio spirito di volontariato, ecco, cercano di portare avanti squadre del proprio paese, perché qui è all'altezza, ma questo lo riscontriamo a livello regionale perché come sapete, come ormai il Presidente ha dichiarato, diciamo, pubblicamente, la Sicilia non solo è stata la regione che nella ripartenza ha fatto tutti i campionati che c'erano, quindi di livello nazionale, ma la Sicilia oggi ha più 61 società iscritte, il che vuol dire che secondo me si mette ai primi posti a livello nazionale, se non ai primi. Il calcio a 5 addirittura penso che supereremo anche Lazio, che solitamente stava avanti alla Sicilia, quindi già eravamo avanti, ma penso che possiamo dire che la Sicilia è proprio la prima regione del calcio a 5. Questo perché? Perché qui c'è un'unità di intenti, c'è un'unica volontà di far avvicinare i giovani allo sport, ma in questo caso di farli avvicinare al mondo del calcio, che è un mondo bellissimo e che mette assieme tanti valori, e tra questi mette anche quello che è il rispetto delle regole. Presso la sezione di Agrigento, incontro con i giovani arbitri, con le società di terza categoria, i vertici del calcio siciliano. Presidente, un incontro dove si fa anche scuola di quello che la domenica poi si fa in campo, recepito bene, credo, dalle società. Sì, questo è un percorso che abbiamo cominciato all'incirca 6 anni fa con la Lega Nazionale Dilettanti, col Comitato Provinciale, dapprima presieduto da Stefano Valenti, oggi da Angelo Caramanno, e con la collaborazione della Lega Nazionale Dilettanti regionale e nazionale. Per questo ringrazio la presenza oggi del Presidente Sandro Morgana, che ci è sempre vicino con la sua affettuosità e con la sua professionalità. Lo stesso vale per Santino Lopresti, che noi riteniamo insomma quasi uno associato ad onore per tutto il sostegno che ci ha sempre dato. E il percorso è stato tracciato per cercare tutti insieme, come una vera e propria famiglia, perché poi siamo componenti della stessa famiglia, di dare un servizio il miglior possibile al gioco del calcio. Ecco, noi da tempo abbiamo intrapreso questo percorso perché eravamo certi che dialogando, spiegando le regole, facendo conoscere gli arbitri con i calciatori, dirigenti, allenatori, si potesse veramente in armonia arrivare all'obiettivo più importante, quello di divertirsi la domenica, perché poi il calcio è quello, è divertimento, rispettarsi reciprocamente e nello stesso tempo poi ottenere l'obiettivo più importante, che è quello di sviluppare nella nostra provincia nel miglior modo possibile il gioco del calcio. Pallavolo, conferenza stampa in vista della sfida tra la SEAP Aragona e il Marsala.
Okay. Maybe I will answer on this question at the beginning. Ok. Daniela riferisce che innanzitutto è molto contenta di essere qui in Italia e di far parte di questa squadra, è molto orgogliosa di questa opportunità che le viene data. E sull'impatto preferisce dare una risposta più concreta andando un pochino più avanti con le gare di campionato, visto che abbiamo giocato solamente una gara ufficiale, diciamo, visto che abbiamo disputato più amichevoli anche se con squadre della nostra stessa categoria, però ovviamente l'impatto è completamente diverso, quindi ripropone di dare una risposta più avanti. Se ci sono dei fondamentali su cui pensi di dover migliorare, quali sono? You think you can improve about the technical, about bar setting, serve? Bigger so. Ok, Daniela riferisce che sicuramente siamo famosi nel mondo per la qualità tecnica che riusciamo a esprimere, soprattutto nei campionati di vertice. Sicuramente un nostro marchio di fabbrica è quello di giocare un gioco molto veloce e molto spinto, quindi diciamo che in questo primo momento l'adattamento su questi tempi è la cosa che sta cercando di gestire nella maniera più importante, insomma, quindi andando avanti col gioco si renderà conto se c'è qualcosa che riesce a migliorare di più rispetto ad altre cose, ma soprattutto adesso la velocità e la gestione dei tempi di gioco. Ti chiediamo di dire una frase in italiano perché non sia una parolaccia. Could you say something in Italian? Se no, anche dici, ok. Andiamo più avanti. What I have to say? I don't know. Buongiorno, buonasera. Numeri, tutti, whatever you want. So, something basic. Grazie. Sicuramente le percentuali totali del finale della scorsa partita hanno dimostrato un largo margine di miglioramento su tutti i fondamentali e comunque sicuramente quello che ha funzionato un pochino di meno è stato il sistema di muro difesa, e questo ovviamente ci ha condizionato nella seconda parte della partita, che è stata una partita a sé dopo i nostri primi 2 set. Però usciamo comunque con un bicchiere mezzo pieno, sicuramente contentissimi per Stival, che è stata la migliore realizzatrice dopo la prima giornata vista la giovane età, e abbiamo molti spunti su cui poter lavorare nel proseguo della stagione, visti i numeri che vanno comunque interpretati anche nei momenti della partita. L'avversario di domenica ha subito un derby, si gioca a Moncada, Sordio casalingo. Come avete preparato questa partita e che diavoli siete fatti all'avversario? Sì, affrontiamo un secondo esordio fondamentalmente, perché la prima in casa nel Palazzetto Nuovo ci aspettiamo un tifo non solo numeroso ma sicuramente caloroso, come è consuetudine nei campi del sud, insomma. E la partita la stiamo preparando per quelli che possono essere i nostri punti di forza contro le loro chiavi del loro sistema di gioco, quindi non scendo nei particolari ovviamente, ma abbiamo già gli strumenti per poter dire di poter fronteggiare l'avversario con cognizione di causa. Sì, allora la voglia di giocare è tanta, soprattutto dopo la sconfitta avuta ad Olbia. Abbiamo tanta voglia di rifarci nel nostro campo con il nostro tifo a favore, perché quello fa la differenza. Secondo me infatti come avere un settimo giocatore in campo, e soprattutto il tifo del sud, come ha detto Danilo, si sente particolarmente. Sarà una partita difficile, sarà un derby quindi particolarmente sentito, e cerchiamo di dare il nostro meglio, cambiando soprattutto anche l'atteggiamento in campo e cercando di reagire nei momenti chiave della partita. Non c'è una giustificazione, più il fatto dell'essere una squadra giovane, essere state prese appunto dall'euforia di aver vinto i primi 2 set, e forse l'aver pensato di aver già portato a casa una partita che in realtà era ancora aperta, perché la pallavolo funziona così: vinci i primi 2 set, sei esaltato dal momento, la squadra ti mette sotto e tu perdi completamente la testa. Questo è uno dei problemi di essere una squadra giovane, non è una giustificazione, dobbiamo lavorare tanto sulle nostre emozioni, su quello che proviamo in campo e cercare di mettere il nostro gioco in tutte le partite contro ogni avversario. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.